Buonasera amici Ciao, di 0010, ciao a tutti. Allora amici, vi ricordate la vicenda del ponte Serra di Alghero? Io la ricordo molto bene, perché Lo stavano andai... per arrestare il ragazzo qua che è andato a giocare con le dita, a sgretolare il ponte. Sì, con le cannette dava le Ma botte dai, al calcio e esterno. veniva giù tutto come Mi hanno sabbia. chiamato, sono dovuto andare in emergenza addirittura perché il ponte stava per crollare. Ed è stato chiuso poi, dando grandi disagi alle famiglie per che vivono colpa in quella nostra zona. è stato chiuso. Però anche Antonella aveva rischiato Ci quel volevano giorno, linciare quel giorno, ce l'avevano con noi. Pensate un po', si sono anche incatenati Sì. e quando ci hanno visto non vi dico Cavolo. Vabbè, che cosa è però successo. era anche comprensibile perché quel ponte, la chiusura ha creato non pochi problemi Tanti, agli abitanti sì, tanti della disagi. zona, tanti Ma disagi. Ma cos'è aspetta, successo? una cosa importante. Cari abitanti di Alghero e della zona di Mamuntanas, ci avete perdonato? Sì? Sì, non è dai. che continuate ancora quando mi incontrate a dirmi di tutto e di più. Io sono certo che voi Però siete... potete picchiarlo, Sì, se potete incontrate, ridargli la vai macchina. libero, io non... Diamo il numero di targa Sì, sì, adesso. Invece io sono do il contento. verità. Dai, scherzi a parte. Comunque, guardate un po' com'è la situazione adesso del nostro bel Hanno ponte. dato dei soldi e guardate cosa sta succedendo. Complimenti alle autorità. Ci vediamo fra un attimo. Amici di 0010, alle mie spalle il famoso Ponte Serra, un servizio del quale abbiamo ampiamente parlato nel 2019. Chiuso al traffico nel luglio del 2011 dopo che un autista di un camion, non avendo calcolato bene le altezze, è andato a sbattere contro la parte superiore, lesionando gravemente due architravi che successivamente sono stati abbattuti. Le immagini si commentano da sole. Ma sta crollando. Certo che sta crollando. L'autorità giudiziaria, potete anche acquisire il filmato, non c'è problema. Il nostro contributo è stato anche determinante per la chiusura di questo ponte. È vero, abbiamo creato non pochi disagi agli abitanti di Mamuntanas, Però mettiamo in sicurezza i cittadini di Alghero. Questo è proprio il ponte della discordia. Questo è stato aperto e chiuso in continuazione, senza mai dare una via alternativa valida e comoda per tutti i residenti di questa zona. è stato appaltato dal comune di Alghero e questo è come verrà rifatto interamente il ponte Serra. È un ponte che è stato costruito nell'epoca, nel ventennio fascista, però non è mai stato manutenzionato come si sarebbe dovuto fare, e ovviamente con tutti quei problemi che abbiamo raccontato nei nostri servizi. Dove passa il treno senza livello. Passa il treno Perfetto. e non si abbassano. Perfetto. Dobbiamo passare dall'altra parte Tancafarà dove è un colabrodo. Signora, io non rappresento Dov'è l'amministrazione. l'istituzione? Dov'è? Qui c'è sicuramente lo Stato che le dice che per la sua incolumità questa strada non può essere percorsa. Che dire, siamo contenti perché comunque il nostro impegno, il nostro servizio ha fatto sì che si muovessero un pochino le acque, che il comune di Alghero e gli enti preposti appaltassero. E con il Ponte Serra alle mie spalle, questa impalcatura che presto darà luce e splendore a questa opera ingegneristica costruita nel ventennio fascista, Gianni Caredupano dalla Brogata di Mamuntanas vi saluta. Un altro caso risolto da Agente 0010. Ciao a tutti. Direi, passi da giganti e stanno facendo... Sono veramente contento. Sì, Bravi. siamo soddisfatti perché comunque è vero, 2 anni per risolvere questa situazione, però sappiamo bene che non è semplice che- appaltare. Ringraziamo progettare. tutti. Verremo all'inaugurazione. Certo, Senza ombra ringraziamo di dubbio. tutti quelli che hanno contribuito, le autorità Certo. politiche, civili, militari, La Curia. il vescovo, il cardinale, Cardinale, tutti Metta. bravissimi, La bravissimi. cellonetta che ha strappato un assegno. Bravi, Problema. bravi. Ci avete perdonato, vero? Non è che poi mi minacciate di nuovo come qualcuno ha fatto? Potete farlo. Sì, sì, dai il numero di targa Per me della va bene, macchina. per me va bene. Va bene. Giampaolo Barcelloneta lo Continuate a trovate. seguirci dove? Sì, sempre su agenti0010.com o sulla nostra pagina Facebook Agenti 0010. Mandate le vostre segnalazioni. Oppure e noi sul telefonino privato di arriviamo. Antonella dalle 2 del mattino alle Sì, perché 6. c'è una Certo. tariffa particolare dove Sì, non sì, paga. 1, Lei risponde 4, 4. Ciao, ci vediamo Ciao, presto. ciao, ciao, ciao. L'isola della frutta è ad Alghero. Che buona! Scusi signora, c'è per caso 3 kg di figa parrangiana? Guardi, mi dispiace, non è periodo.
Peccato. Via 20 settembre 155, tutta la frutta locale a chilometro zero.